Con la processione Chiavari si è trasformata in un santuario. La città, con le sue strade e le sue case, è diventata un luogo santo perché è guardata e abitata da Maria. A dirlo il vescovo subito dopo il rientro in cattedrale. Monsignor Tanasini ha effettuato il percorso con l'aiuto di una sedia a rotelle. Numerosi fedeli si sono uniti al pellegrinaggio in preghiera e meditazione. Tanti altri hanno atteso il passaggio della cassa processionale. A causa dei lavori in Piazza Roma, la processione, trasmessa in diretta su Telepace, quest'anno ha attraversato una parte di via Entella. Il vescovo dunque torna sulla visitazione della Vergine e chiede a ciascuno di dare alla propria vita l'impronta della presenza di Maria. Impegnandoci a far sì che tutto quanto Maria ha visitato rimanga santuario, cioè un luogo santo. Santo per la presenza di persone che cercano davvero la santità, la pienezza dell'essere umano che è portato ad essere divino dalla grazia di Dio, che ci chiama figli e ci ha affidati a Maria, Madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra Il vescovo ringrazia tutti per aver vissuto questi giorni nella fede. In particolare, confessa di essere rimasto compiaciuto nel vedere la presenza di tanti bambini. Fate incontrare Maria ai bambini. Parlate della Madre del Cielo, che è così presente e che ha sempre così benedetto la nostra terra.